Si è svolta sabato al Teatro Pirandello di Agrigento la cerimonia di chiusura di Capitale della Cultura 2025 che passa il testimonial alla città dell'Aquila, Capitale 2026. Un evento che ha visto la partecipazione dei vari organizzatori che hanno relazionato sui 44 progetti previsti, andati in produzione e portati a compimento, tra cui eventi, mostre, festival, percorsi educativi, interventi artistici, attività di ricerca. Per la regione siciliana è intervenuto l'assessore Paolo Scarpinato, che ha sottolineato come la Sesta è stata al fianco di Agrigento, mettendo in atto quei principi unici che fanno sì che la cultura sia il cuore pulsante, il motore dello sviluppo e dell'identità di quest'isola. Tra i vari interventi, quello del presidente della Fondazione Teresa Cucinotta, che ha sottolineato come il 2025 è stato un anno di lavoro intenso, complesso e spesso faticoso, del direttore generale di Agrigento 2025, Giuseppe Parello, che ha affermato che alcuni progetti non si esauriscono con la fine del 2025, ma proseguiranno come patrimonio operativo della città e del territorio. Di Roberto Sciarratta, direttore del parco, che ha sottolineato come gli uffici del parco hanno operato intensamente sia a supporto della Fondazione Agrigento 2025 che come stazione appaltante dei progetti del dossier di candidatura. Quindi il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che ha formalmente consegnato il titolo al collega dell'Aquila Pierluigi Biondi, dichiarando: non è stata pensata come un semplice calendario di eventi, ma abbiamo lavorato per costruire un sistema culturale duraturo capace di connettere spazi, persone e iniziative. Sindaco, un bilancio di Agrigento 2025 che si è chiuso, abbiamo visto sabato una manifestazione con tutti i partner. Ecco, ci sono state anche delle critiche che si poteva fare di più. Ecco, dopo un anno di attività, un suo resoconto alla città. Ma per me il bilancio è più che positivo, le critiche ci sono sempre state e si poteva fare di più, però superare i 1110 eventi tra il dossier e gli eventi collatati penso che sarebbe stato ancora molto più difficile, superare le 66 mostre, anche questo penso che sarebbe stato difficile, e superare più di 50 libri presentati, anche questo penso che non sarebbe stato facile. Quindi per me il bilancio è più che positivo. È vero che a livello strutturale, a livello di servizi non si è fatto molto, ma è anche vero che i fondi e le economie erano state dedicate esclusivamente dai vari governi proprio per gli eventi, per le mostre, proprio per la cultura. Ma nonostante ciò, grazie anche ai fondi del PNRR, abbiamo già iniziato, qualche lavoro anche è stato completato, basta magari scendere nella frazione di Villa Seta e vedere che meraviglia è quel quartiere. Altre iniziative sono state intraprese a livello strutturale, come altre riqualificazioni del centro storico. Inserisco pure la rete idrica. La rete idrica tutto sommato è un qualcosa di epocale a Agrigento, perché se ne è parlato da 40-50 anni ma non si era mai iniziato questo mega lavoro. Che dire, l'illuminazione dello stadio del Seneto, anche questo si è sempre parlato da decenni, ma mai nessuno l'aveva realizzato. Già i lavori sono iniziati, siamo in fase di completamento. Sono soddisfatto anche perché il 2025 si è concluso, ma non si è concluso l'anno cultura di Dio sarà eterno. Io dico che è nata quella scintilla, ho fatto scoppiare una scintilla dove tutti hanno colto qualcosa. E ringrazio le associazioni culturali locali perché in effetti hanno dato una grossa mano d'aiuto a tutti noi, all'amministrazione comunale, alla città stessa, e vedo che gli eventi continuano. Stamattina noi ci troviamo qui a presentare un libro sul teatro Pirandello, ci sono anche altri eventi in itinere. Siamo in attesa anche del Mandorlo di Fiore, che quest'anno avrà un taglio anche diverso, ancora con molta più cultura al suo interno. E Agrigento è stata al centro dell'attenzione regionale, nazionale e internazionale. Sono molto soddisfatto. Che testimone ha lasciato all'Aquila? C'era anche il sindaco di L'Aquila. Ma io all'Aquila ho augurato anche per loro di affrontare quest'anno con tanta serenità, tanta competenza. È un territorio che merita l'aiuto di tutti, perché è stato martoriato, vi ricordo, il pregresso terremoto, però sono stati bravi a riprendersi e continuano a riprendersi. L'Aquila è un cantiere, l'abbiamo visitato, è molto laboriosa,
credono tanto in questo progetto. Sabato prossimo sarò con loro lì per la loro inaugurazione. Ha qualche rimpianto, sindaco, di qualcosa che magari si poteva fare durante Capitale della Cultura e non si è fatto? Sì, rimpianti ne ho tanti, però capite bene la lentezza burocratica è pazzesca, la carenza anche di personale, la carenza anche di economie è molto molto invalidante. Alla luce di questa esperienza si ricandida, sindaco, molti agrigentini ce lo chiedono, noi giriamo la domanda. Ma però non sono in grado di dare una risposta, sto valutando tante cose.